le criticità sono tante, ripeto, sono alcune riconducibili all'organico che purtroppo per legge è stato stabilito in 30 unità come quadro permanente e poi con la legge, l'ultima legge di stabilità del 24 dicembre del 2012 ci è consentito di poterci avvalere anche di altre 100 unità provenienti dalle pubbliche amministrazioni, però in posizione di comando o di distacco. Questo significa che finito il periodo di comando devono rientrare presso le sedi, le amministrazioni di appartenenza e questo ovviamente mi crea dei problemi perché nel momento in cui, sul più bello in cui vengono professionalizzati questi ragazzi, queste persone, devono rientrare poi presso le amministrazioni di appartenenza e quindi io mi ritrovo di nuovo a dover attingere ad altre amministrazioni con personale nuovo da addestrare e ovviamente questo non rende sicuramente l'agenzia più efficace e più efficiente come vorrei io. Sì, io ho rappresentato a Bruxelles in sede di Commissione europea l'opportunità, io ritengo anzi la necessità di emanare delle direttive che costringano, tra virgolette, tutti e 27 gli Stati dell'Unione Europea a dotarsi di organismi come l'Agenzia. So che già alcuni Stati hanno mutuato l'organizzazione della mia agenzia, nel senso che sono venuti da noi, hanno visto come siamo organizzati, esiste già un ufficio omologo per esempio in Francia che è gestito però dai magistrati e so che esiste un altro ufficio similare al nostro a Montenegro e uno in Serbia, mentre altri Stati europei so che si stanno organizzando in tal senso. Questo perché siccome anche le organizzazioni malavitose nostre abbiamo la certezza che hanno investito anche in parecchi altri paesi europei, quello di poter innanzitutto avere la possibilità di confiscare con sentenza passata in giudicato in Italia ma beni dello stesso mafioso che ha investito in altre nazioni sarebbe già l'ideale ed è l'ideale anche avere poi questi altri uffici omologhi al nostro che possano destinare ai fini sociali e istituzionali questi beni confiscati.